Ed ora parliamo di ecosostenibilità con la festa dell'energia promossa da Estra, la festa per educare e divertendo. Il progetto Energicamente è arrivato con successo anche a Siena. Vediamo. La prima edizione della Festa dell'Energia, promossa da Estra in collaborazione con Legambiente e Giunti Editori, è arrivata a Siena, più precisamente in località Pian del Lago, splendida area verde nei pressi di Monteriggioni. L'evento, tenutosi come da programma sabato 19 maggio con il patrocinio del comune nonostante la pioggia intermittente, è in realtà soltanto l'ultimo atto di un progetto di ben più ampio respiro, dal nome Energicamente, che negli scorsi mesi ha coinvolto gli alunni di circa 600 scuole tra elementari e medie con il fine di sensibilizzare le nuove generazioni e attraverso queste le famiglie di provenienza ad un uso sicuro, consapevole e responsabile dell'energia ed approfondire la conoscenza delle fonti di energia rinnovabile. L'educazione all'ecosostenibilità in campo energetico è un obiettivo che Estra conosce da sempre e che adesso ha scelto di perseguire unendo all'elemento didattico un elemento ludico. Alla Festa dell'Energia infatti ai punti informativi e laboratori didattici si sono affiancate esibizioni di aquilonisti professionisti e di artisti di strada, sport e un grande gioco dell'oca da piazza. Una kermesse insomma composta da tantissime attività diverse, ma tutte all'insegna del divertimento nel rispetto della natura, per educare le nuove generazioni al pensiero green. Credo appunto sia il tentativo di traguardare un po' il nostro territorio a quei livelli di qualità della nostra vita che abbiamo conosciuto nel passato, di provare a mantenerli e migliorarli per il prossimo futuro. Il lavoro di formazione con le giovani generazioni credo sia un aspetto davvero importante da questo punto di vista. Un evento pensato per i più piccoli, insomma, ma interessante anche per i grandi, che hanno potuto usufruire della consulenza gratuita delle aziende più all'avanguardia del campo dell'energia rinnovabile, avvicinandosi a stili di vita più ecosostenibili che partono dal quotidiano ma che guardano decisamente al futuro per lasciare ai posteri un mondo migliore.